Differenziata al comune di Agrigento. La nuova ordinanza prevede mastelli fuori alle 21, ma chi non avesse ricevuto il kit perché il comune ne ha acquistati meno rispetto al numero che avrebbe garantito ad ogni cittadino la sua personale pattumiera, può adesso comprare un contenitore a suo piacimento, ma deve sovrascrivere il suo nome, così da essere riconoscibile. Il problema è che se i kit, chiamiamoli istituzionali, sono tracciabili attraverso un codice a barre che garantisce comunque l'anonimato e il normale rispetto della privacy, il mastello fai da te deve palesare in bella mostra il nome, Pinco Pallo ad esempio. E se qualcuno volesse farsi i fatti di Pinco Pallo, aggiungere spazzatura sbagliato, danneggiare il contenitore di Pinco Pallo, la montagna ha partorito un topolino deforme, afferma il consigliere comunale Marcella Carlisi, che aggiunge come nell'ordinanza sia palesato come i mastelli vadano ritirati immediatamente dopo la raccolta e in ogni caso entro le 16, anche se la raccolta non è avvenuta. Poi aggiunge la Carlisi, tutto deve essere messo all'interno dei mastelli. Inoltre non si dice niente su scatole di cartone ben ripiegate fuori o sacchi di plastica fuori dal mastello, tutto deve essere inserito dentro. E mancano, continua la Carlisi, ancora l'appello e le ordinanze relative a cosa poter conferire nelle isole ecologiche, quali sono aperte e con quali orari. Tutti i servizi che i cittadini pagano. Poi conclude la Carlisi, ci sarà un'altra smentita dell'ordinanza?